I vertici di Confartigianato Nazionale sono venuti in Veneto per incontrare il direttivo della Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto, capitanato dal presidente Bonomo. Motivo dell'incontro confronto è affrontare i temi che interessano la piccola impresa in questo 2018 che si apre con una ripresa economica che va agganciata anche dalle piccole imprese e soprattutto una tornata elettorale molto delicata. Tanti sono gli anni in cui i governi hanno disatteso le attese dei piccoli imprenditori e quindi questo passaggio alle urne diventa importante per tutte le imprese artigiane venete. Il Veneto infatti è una delle regioni più importanti sia in termini economici, nel senso che le imprese artigiane sono un tassello importante del mondo dell'artigianato veneto, ma soprattutto è importante la regione Veneto come Confartigianato, nel senso che su un 10% di peso che le imprese artigiane hanno sul totale italiano, la Confartigianato del Veneto pesa invece negli enti bilaterali, nei soci di Confartigianato Nazionale, nelle relazioni col credito e con i contributi per l'edilcassa, molto più del suo peso normale, quindi si va da un 20 fino addirittura a un 40%, quindi un ruolo fondamentale di apporto di denaro, di persone, ma anche di idee, istanze e soprattutto cose da cambiare, perché per le piccole imprese dell'artigianato veneto un sistema più efficiente del governo italiano è un compagno di viaggio necessario per affrontare i mercati stranieri e le sfide del prossimo futuro. L'Italia ha di fronte delle sfide importanti, una ripresa economica che va agganciata e delle elezioni politiche che comunque vedono la Confartigianato tra le parti sociali che dovranno dire qualcosa, e qui in Veneto siete venuti a prendere qualche indicazione che poi verrà fatta sintesi con tutto quello che arriva dal resto d'Italia. Certo, anche perché poi dopo questo è il nostro compito, è di dare questo ai gruppi politici che ci hanno contattati. Posso dire con molta chiarezza che sono stati tutti e tre i principali. Quindi andare sui territori con un documento guida nostra che non è una cosa già fatta, è come un libro aperto dove si vanno a integrare i mosaici che man mano sui territori. Chiaro che sul territorio più completo, più complesso, quale può essere una regione come il Veneto, arriviamo ad esperienze dirette, io arrivo dalla Lombardia, quindi il referendum l'abbiamo avuto anche noi in un'altra forma, con altri risultati, però le cose, le dimensioni grosso modo sono uguali. Il manifatturiero, tranne alcune cose specifiche che ci sono in Lombardia che non ci sono in Veneto o viceversa, ma più o meno abbiamo tutto, quindi è una realtà che conosco a casa mia, ma devo conoscere come presidente della Confartigianato anche qui. C'è già stato qualcuno in politica che si è dimenticato delle comunità. Dopo, stante che non mi pare che abbiano cancellato il 4 di dicembre dal calendario, ogni tanto ti arriva un 4 di dicembre e dici: oh mio Dio, dove sono? Ti sei dimenticato delle comunità. Nel momento in cui tu vai a parlare con le persone senza conoscere le persone, succedono alcune cose. Da qui essere su di territori, a maggior ragione quelli più importanti, insomma, per capire, completare, sensibilizzarci su alcune cose che magari vivendo a Roma non si vedono. Adesso c'è la possibilità di chiedere almeno qualche impegno, perché fisco, burocrazia, e debito pubblico, lavoro, questi sono i 4 temi forse dove la Confartigianato qualcosa da dire ce l'ha. La Confartigianato qualcosa da dire ce l'ha. Questi giorni stanno dicendo altre robe però, perché o noi ci siamo sognati rispetto a una legge di bilancio, giustamente, che non è che abbiamo ottenuto qualcosa. Io nella relazione che ho fatto di apertura della nostra assemblea al mese di novembre ho detto che ci ha fortemente delusi, perché alcune cose dovevano essere inserite già da anni, non sono rientrate. Se andiamo avanti di questo passo non ne vedo una grande soluzione. La vera unica soluzione se si avverano le 3 precondizioni. La prima, bisogna far ripartire questo paese, perché il Veneto può fare tutti i sacrifici, e li sta facendo, sull'uso delle nuove tecnologie, sull'export, ma se non si fa ripartire il paese, alla fine non ce la facciamo, anche perché noi continuiamo a essere qui e a produrre qui. Un primo problema. Il secondo problema è sempre sul territorio, che lo Stato si decida. Cosa si fa al centro, cosa si fa in periferia, quindi le autonomie sì, ma fino a dove?
Smettiamola, chiudiamo le province, poi apriamo le province, chiudiamo le camere di commercio, poi non le chiudiamo tutte, finiamola di prenderci in giro, no? Quindi ci devono essere 2 o 3 precondizioni tali per cui poi si possa ripartire, altrimenti non si va da nessuna parte. In questo momento siamo alla vigilia delle elezioni politiche e rappresentare ciò che il Veneto è nei suoi numeri e un Veneto che ha agganciato una ripresa economica penso sia d'obbligo anche nei confronti della federazione regionale che si raffronta poi con la Confartigianato nazionale. Lo dobbiamo anche come così obbligo nei confronti della Confederazione, perché questo territorio è un territorio che, come detto, ha dato molto a Confartigianato nazionale, ma deve ancora continuare a dare sotto forma di proposte. Un territorio che non deve tacere le proprie peculiarità, perché sono peculiarità importanti. Questo è un territorio che ha come vocazione l'export e l'internazionalizzazione, che è poi una pietra miliare che forse ha fatto sì che su questo nostro territorio veneto la crisi abbia battuto un po' meno. Oggi quello che abbiamo come obiettivo è quello di rappresentare la situazione alle nostre imprese, ossia che il Veneto è fuori da una crisi, che poi crisi non lo era più già da anni, ma questa è la nuova normalità, per cui chi ha saputo investire in tempi non sospetti e anche nel momento di massima difficoltà in nuovi mercati, in nuovi prodotti, in nuove procedure, oggi sta cavalcando un'onda di ripresa che nel Veneto è abbastanza importante. Credo proprio che il Presidente Merletti e il Segretario Fumagalli le proposte che noi abbiamo fatto le hanno assolutamente accolte con positività, erano già nelle loro corde e ci rendiamo conto che il livello di sintesi e la capacità di sintesi nazionale rapportata poi con chi ci si confronta, in questo caso con il governo, è molto più difficile a livello nazionale che a livello regionale. A livello regionale noi abbiamo una corsia preferenziale nei confronti sia della parte politica della Regione Veneto, ma anche nei confronti della parte tecnica della Regione Veneto. Abbiamo rapporti quotidiani sia con gli assessori sia con i tecnici regionali e diventa molto più facile avere un appuntamento piuttosto che un confronto, magari anche solo telefonico, con questi soggetti, e sicuramente il livello regionale ha una facilità di confronto con il livello regionale che a livello nazionale diventa tutto molto più difficoltoso, e questo lo comprendiamo. Io ho avuto anche la possibilità di fare questa esperienza in presidenza nazionale alla fine della consigliatura precedente a questa, e mi sono reso conto delle difficoltà proprio di confronto con questi soggetti che probabilmente sono presi su più fronti e che non ha questa facilità di rapporto quotidiana come invece c'è a livello regionale. La forza del Veneto per lei può comunque essere un contributo per, in questo caso, far cambiare un po' la rotta, perché da quello che emerge è che i governi che si sono succeduti ormai da anni alla piccola impresa ne abbiamo guardato poco, anche su elementi di leggi esistenti tipo Small Business Act che viene disatteso, dice Merletti. Sì, credo che chi poi ha i numeri come il Veneto possa essere preso non solo come esempio ma anche come testa d'ariete, ossia avendo una capacità di rappresentare anche elementi positivi può essere utilizzata come pietra di paragone ed soprattutto anche come fonte di proposte, perché quello che noi diciamo da anni: va bene protestare, ma a fianco alla protesta deve esserci una proposta che vada a favore di un miglioramento rispetto a ciò che diventa poi elemento di protesta.